Qua Savona è stato un porto dove sono nate tante squadre famose, tra cui appunto, diciamo, forse quella un po' più famosa è stata il Secondo Grosso di Savona, ma poi altre, l'Aurora, l'ultima, poi com'è che si chiama quella dove cantava l'Alba di Ciglia, e poi tante altre anche magari di secondo nome, perché all'epoca, quando fortunatamente c'erano 70-80 squadre, facevano dei veri e propri convegni. E poi appunto vi faremo ascoltare anche dopo un pezzo inerente alle giurie di queste famose gare di canto. E quindi questi ragazzi sono appassionati, sono arrivati Andrea, Davide e Massimo come primi in avanscoperta, per poi trascinare dentro altri amici per creare piano piano una squadra nuova qua a Savona. Quindi un applauso forte nella speranza appunto che con il mio piccolo aiuto, quello che posso insegnargli, gli insegnerò tutto. Voglio presentarvi la squadra di Leon Pancaldo. Ce l'ho fatta, posso ricordarvi. Oggi un applauso, che sono i vostri ragazzi più forti. La